Dunque il 29 ottobre gli austriaci chiedono l'armistizio. Sarebbero pronti a firmare anche subito, tanto ormai è finita. L'Austria non esiste più e l'esercito si sta ritirando in disordine e gli italiani inseguono. A questo punto siamo noi che tiriamo in lungo. Perché dovremmo firmare un armistizio? Quando il nemico sta scappando, noi lo inseguiamo, catturiamo prigionieri e liberiamo la patria occupata e andiamo avanti. E saremmo così stupidi da fermarci? No, no. Il comando austriaco, cioè il negoziatore austriaco a Villa Giusti, a Padova, il generale Weber von Webenau, appena cominciano i colloqui, dichiara che loro in pratica hanno già deposto le armi, non intendono più combattere e chiedono di cessare immediatamente i combattimenti e fermare l'avanzata italiana. I negoziatori italiani rispondono, non se ne parla neanche. Adesso discutiamo le clausole dell'armistizio.